Capita spesso, passeggiando magari in un parco cittadino alle prime luci del mattino, che lo sguardo venga catturato da una scena un po', diciamo, quasi surreale. Sì, esatto, il classico contrasto urbano. Proprio quello. Cioè, da una parte ci sono i runner che sudano sull'asfalto, no? Dall'altra persone che corrono verso l'ufficio con il caffè in mano, nervosissime. E in mezzo a tutta questa frenesia c'è quasi sempre un gruppo, o magari un individuo solitario, che si muove a rallentatore. Sembra davvero che qualcuno abbia premuto il tasto pausa sul ritmo della città. Esattamente. E la reazione più comune, è rubricare la scena sotto la voce ginnastica dolce per anziani e tirare dritto. Che è un errore colossale, perché è un contrasto visivo potentissimo. Cioè, hai la metropoli che divora il tempo da un lato e questa bolla di fluidità silenziosa e ipnotica dall'altro. Una bolla che, a dispetto delle apparenze, racchiude una complessità sbalorditiva. Ed è il motivo per cui oggi, 19 marzo 2026, siamo qui per questa nostra immersione totale nei documenti. L'obiettivo della nostra analisi, che spazia da enciclopedie storiche a blog di settore fino a comunicati sportivi ufficiali, è fare luce su questo fenomeno. Anche perché, tra soli 2 giorni, il 21 marzo, in perfetta coincidenza con l'equinozio di primavera, il mondo intero celebrerà la Giornata Mondiale del Taijiquan. Una data non casuale, assolutamente, e non parliamo certo di una semplice ricorrenza di nicchia. Assolutamente no. Parliamo di una pratica che l'UNESCO ha dichiarato patrimonio culturale immateriale dell'umanità nel 2020. Ok, cerchiamo di sviscerare questo punto. Cioè, come si passa da una pratica nata tra le nebbie delle montagne cinesi a un movimento globale capace di mobilitare le istituzioni mondiali? La rotta che dobbiamo tracciare oggi richiede di andare ben oltre la semplice linea temporale. Per comprendere appieno cosa si festeggerà il 21 marzo, non basta esplorare la storia, ecco. Chiaro, c'è molto di più sotto la superficie. Esatto. Dobbiamo addentrarci nella biomeccanica profonda di questi movimenti e negli effetti reali che questa pratica esercita sulla neurologia e sulla fisiologia umana. Insomma, è un crocevia unico tra cosmologia antica, letalità marciale e scienza medica moderna, e il punto di partenza naturale si trova proprio alla radice della sua filosofia fondante. Allora, facciamo un salto indietro nel tempo. Andiamo intorno al 1200 d.C., sulle pendici del monte Wudang, in Cina. Ci troviamo nel regno del mito che però, come spesso accade, nasconde una profonda verità pratica. Le origini sono sempre affascinanti. La leggenda ha come protagonista un monaco taoista di nome Zhang Sanfeng. Un giorno si fermò a osservare una lotta per la sopravvivenza in natura, cioè un combattimento tra un rapace e un serpente. Immaginiamo la scena, no? Un attacco violentissimo dall'alto contro una creatura radicata a terra. Praticamente l'archetipo dello scontro asimmetrico. Il rapace attacca con colpi diretti, rigidi, sbattendo le ali in modo fragoroso. Cerca di annientare la preda sfruttando unicamente la forza bruta e la gravità. Invece di opporsi con altrettanta rigidità, il serpente usa una strategia totalmente diversa. Sfrutta movimenti circolari, cioè si ritrae, assorba l'impatto, si avvolge su se stesso per poi scattare. Un po' come una molla viva. Esatto, usa la morbidezza e la flessibilità del proprio colpo, sia come scudo che come arma. E alla fine riesce a sfuggire e a vincere il duello. E qui Zhang Sanfeng ha un'illuminazione. Capisce che l'apparente debolezza, se unita alla flessibilità, può disinnescare e sconfiggere la durezza. Un attacco diretto può essere neutralizzato semplicemente da un movimento circolare. La cosa affascinante in questo caso è che l'intuizione del monaco non rimane una parabola filosofica da recitare. Cioè, Zhang Sanfeng traduce questa osservazione naturalistica in una vera e propria ingegneria del corpo umano. Wow, ingegneria è un termine forte. Ma è così. Crea un'applicazione fisica esatta di un principio cardine del pensiero cinese, che ci porta direttamente al nome della disciplina, il termine Taiji. Un concetto che, attenzione, affonda le radici nello I Ching, il libro dei mutamenti, ma che assume la sua forma più celebre nell'XI secolo, grazie al pensatore neoconfuciano Zhou Dunyi. Ah, colui che ha delineato il Taiji-Tu, giusto? Esattamente lui, il famoso diagramma con la goccia bianca e la goccia nera intrecciate in un cerchio perfetto.
che poi è un simbolo universale, ovunque lo vediamo, che però pone enormi sfide a livello linguistico. Nei testi che abbiamo analizzato viene spesso tradotto come culmine supremo, suprema polarità o grande assoluto. Insomma, parole enormi che sembrano descrivere un'entità statica irraggiungibile. E invece descrivono un motore in perenne funzione, cioè il diagramma di Zaudugni illustra un ciclo meccanico. Si parte dal Wuji, il vuoto primordiale, la stasi totale, e da questo vuoto scaturisce il movimento, l'energia attiva, ovvero il principio Yang. E poi cosa succede? L'espansione continua, fino a raggiungere il suo culmine assoluto, il punto di massima tensione. Lì, inevitabilmente, si trasforma nel suo opposto, iniziando a contrarsi, verso l'immobilità, il principio Yin. Quando l'immobilità tocca il suo limite estremo, rinasce il movimento. Non c'è stasi, mai. È un'alternanza perpetua, in cui ogni fase contiene il seme della successiva. Guarda, per visualizzare questa dinamica e capire davvero come la morbidezza possa sconfiggere la forza pura del rapace, aiuta a pensare a un'analogia spaziale. Spaziale. In che senso? Cioè, è un po' come quando una piccola astronave si avvicina a un pianeta enorme. Se il pilota accendesse i motori per volare dritto, a muso duro contro la gravità del pianeta, finirebbe per schiantarsi. Oppure brucerebbe tutto il carburante opponendosi a una forza superiore. Ah, ho capito dove vuoi arrivare. Invece, l'astronave entra nell'orbita del pianeta, si lascia catturare assecondando la sua spinta gravitazionale e usa quella stessa forza immensa per fiondarsi nello spazio profondo a una velocità doppia. Sfrutta l'inerzia altrui invece di fare muro contro muro. Un parallelismo calzante, devo dire, perché descrive proprio l'essenza dell'adattamento. E il Tai Chi Quan fa esattamente la stessa cosa. I gesti di chi pratica cambiano costantemente polarità. Il corpo si riempie di energia per respingere e si svuota per assorbire un colpo, creando una rotondità costante che impedisce un vero scontro frontale. Insomma, l'energia di chi attacca viene riorientata, non bloccata. Fermiamoci un attimo però, perché la teoria dello yin e dello yang, l'astronave, il vuoto, il pieno, è tutto molto molto affascinante, ma onestamente faccio fatica a vedere come una cosmologia astratta possa trasformarsi in un sistema di autodifesa. Ti sembra un salto troppo grosso? Sì, cioè come avviene il salto dalla filosofia al movimento materiale delle braccia e delle gambe? Allora, il ponte tra la teoria e la pratica è estremamente strutturato. Non c'è assolutamente nulla di casuale nei movimenti lenti che vedi al parco. Il DNA fisico del Tai Chi Chuan, diciamo, si fonda sull'intersezione di due griglie concettuali antichissime. Da un lato le 5 azioni, note come Wuxing, e dall'altro gli 8 trigrammi, i Bagua. Aspetta, mi stai perdendo. Le 5 azioni. Stiamo parlando di legno, fuoco, terra, metallo e acqua. Mi stai dicendo che non stanno solo muovendo il corpo nello spazio, ma che c'è un'equazione matematica dietro ogni singolo passo? Esattamente. È una vera codifica biomeccanica. Pensa che le 5 azioni si traducono in 5 direzioni di spostamento del peso. Il passo in avanti, che si chiama Jinbu, è legato all'energia penetrante del metallo. Arretrare, invece, è connesso alla flessibilità del legno. Pazzesco! E gli altri elementi? Lo sguardo a destra e a sinistra richiamano fuoco e acqua, mentre la stabilità centrale è la terra. Questa è la base, le fondamenta assolute. A questo sistema, per le gambe, si sommano gli 8 trigrammi che mappano le tecniche delle braccia, le cosiddette 8 porte. Ho letto nei documenti di tecniche come il Peng, giusto? Che serve a parare o espandere, associato a un'energia maschile, o il Kao, che è letteralmente una spallata. L'unione matematica tra i 5 passi e le 8 porte forma le 13 figure, i principi essenziali che costituiscono la spina dorsale di qualsiasi stile. Proprio così. Questo significa che l'allenamento di base, il Jibengong, prima ancora di arrivare alla fluidità, richiede un radicamento brutale. Si passa attraverso posizioni di resistenza pura, come il Mabu, la posizione del cavaliere, in cui, da quello che capisco, le gambe bruciano per mantenere il baricentro basso e inamovibile. Un allenamento massacrante per le gambe, te lo assicuro. E questo smantella completamente la percezione della ginnastica per anziani. Ed è qui che le cose si fanno davvero interessanti, perché in questo sistema entra in gioco una cosa chiamata Fajin. Ah, il Fajin,
Il culmine marziale, la vera emissione di energia. Sì, ed è qualcosa di viscerale. Nei testi viene descritto come un'esplosione di forza improvvisa. Immaginiamo, non so, una grossa molla d'acciaio industriale. Qualcuno inizia a comprimerla, millimetro dopo millimetro. C'è una lentezza esasperante, un controllo maniacale su ogni singola frazione di movimento. La tensione sale. Esatto. La tensione si accumula nel silenzio. Poi, all'improvviso, il gancio si rompe. La molla scatta con una violenza inaudita, sprigionando tutta quell'energia compressa in una frazione di secondo. Il Fajin si manifesta con colpi devastanti, gomitate, spallate e pugni esplosivi, come il cosiddetto pugno cannone. Quella molla di cui parli chiarisce un equivoco fondamentale che sentiamo troppo spesso. Il Taiji Quan è, senza mezzi termini, un sistema di combattimento. Quando i praticanti eseguono il Taolu, cioè la sequenza fluida o forma, non stanno danzando. Non è un balletto. Affatto. Stanno inscenando uno shadow boxing millimetrico contro avversari invisibili. Simulano leve articolari per spezzare giunture, proiezioni a terra e parate. E quell'esplosione, il Fajin, non sfrutta la contrazione dei bicipiti o una forza muscolare periferica classica. Cioè non è forza bruta. No, è un'onda d'urto interna. Parte dai piedi, viaggia attraverso la spina dorsale e viene proiettata dalle mani. Richiede una sincronizzazione assoluta tra respiro profondo, allineamento scheletrico e pura intenzione mentale. Insomma, una macchina da guerra nascosta sotto la seta. Ma questo DNA di 13 posture è nato secoli fa. Nel corso del tempo si è evoluto parecchio, dando vita a stili familiari profondamente diversi, creati per rispondere a esigenze storiche in continuo mutamento, no? Esatto. La frammentazione in stili è cruciale per capirne la storia. Ad esempio, lo stile Chen, fondato da Chen Changxin, è il più antico. E leggo che chi lo osserva nota subito le sue radici marziali. È ruvido, caratterizzato da cambi di direzione improvvisi, salti, battute di piede a terra, e un'alternanza fortissima tra la lentezza sinuosa e i colpi esplosivi del Fajin che descrivevamo prima. Lo stile Chen è l'origine di tutto, certo, ma non è quello che domina il panorama globale oggi. Ma no? No. L'iconografia del Taiji Chuan, l'immagine mentale che tutti noi abbiamo, è dettata quasi interamente dallo stile Yang, codificato da Yang Luchan. È lui che ha smussato, per così dire, le asprezze esteriori. Lo stile Yang nasconde l'applicazione marziale sotto un flusso continuo, elastico e ininterrotto di movimenti grandi e aperti, rendendolo di fatto il sistema più diffuso al mondo. Senza dimenticare che i livelli avanzati introducono anche lo studio delle armi tradizionali. Ah, certo, quello è un capitolo immenso. L'allenamento non si ferma alle mani nude, prevede sequenze lunghissime e complesse per maneggiare sciabole, spade diritte, lance, pesanti alabarde e persino il ventaglio marziale, che detto tra noi sembra innocuo ma non lo è affatto. Quindi, cosa significa tutto questo? In che senso? C'è tutto questo arsenale, le alabarde, le spade, le forme lunghissime, è tutto molto affascinante, ma onestamente, nel 2026, quanto è utile sapere come disarmare un bandito a cavallo quando il problema più grande per la maggior parte delle persone è la postura inclinata da 8 ore al computer? È un punto validissimo. Voglio dire, la persona comune, incastrata tra il mutuo, il traffico e il lavoro, come può integrare un'eredità marziale così esigente in una vita frenetica? Le forme tradizionali sono titanica. Ho letto che la Lao Jia Lu dello stile Chen ha 75 posizioni estenuanti, mentre la forma tradizionale Yang ne conta ben 108. Richiedono anni di devozione quotidiana. Chi ha tutto questo tempo? Se colleghiamo questo al quadro generale, la chiave del successo globale del Taiji Chuan è stata proprio la sua spietata capacità di mutazione. Mutazione. Sì, fedele al principio taoista dell'acqua, no? Che si adatta a qualsiasi recipiente senza perdere la propria natura. L'arte si è dovuta snellire per sopravvivere alla modernità e infatti nel 1956 il Comitato per lo Sport della Repubblica Popolare Cinese ha codificato una versione sintetica dello stile Yang. Ah, l'hanno accorciato. Esatto, riducendolo a sole 24 posizioni. Una standardizzazione pensata esplicitamente per le masse lavoratrici e non è finita qui. Successivamente, maestri come Li Minyu hanno compresso i principi essenziali in sequenze di sole 11 posizioni. 11 posizioni.
sembra molto più gestibile. Sono ideali per essere eseguite in 15 minuti prima di iniziare una giornata lavorativa. Una vera democratizzazione della pratica, che poi, da quello che emerge dalle fonti, ha portato anche a un cambiamento di rotta filosofico. Stili più recenti, come lo stile Fu, oggi portato avanti da maestri come Victor Shenglong Fu, hanno deliberatamente abbandonato l'enfasi sulla letalità del combattimento, Esatto. per concentrarsi in modo quasi esclusivo sul riequilibrio del corpo e sul benessere fisico generale. In pratica, le porte dei dojo si sono spalancate, accogliendo un pubblico che non ha alcun interesse a combattere, ma che cerca un rifugio. Questo slittamento radicale dal campo di battaglia ai parchi cittadini è il vero catalizzatore di ciò che accade oggi ed è il motivo per cui il Tai Chi Quan ha attirato l'attenzione implacabile della comunità scientifica internazionale. Non l'avevo considerato, ma ha senso. Certo, non viene studiato solo dai maestri d'arti marziali ormai, ma è oggetto di indagine rigorosa nei laboratori clinici, nei reparti geriatrici e nei dipartimenti di neuroscienze delle università mondiali. E i risultati clinici sono sbalorditivi. Di fatto misurano scientificamente ciò che Zhang Sanfeng aveva intuito empiricamente sulla montagna. I benefici cardiovascolari e strutturali sono imponenti. I dati parlano chiaro. Chi pratica con costanza vede abbassarsi la pressione sanguigna. La capacità polmonare aumenta grazie a una respirazione che scende giù fino all'addome, massaggiando praticamente gli organi interni. Per la popolazione anziana, poi, i benefici sono cruciali. Assolutamente. Il tema delle cadute è fondamentale. Esatto. Il movimento lento e il continuo, ponderato trasferimento del peso da una gamba all'altra, ricostruiscono il senso dell'equilibrio, riducono drasticamente il rischio di cadute, che è una delle cause primarie di disabilità in età avanzata. E per chi convive con dolori cronici o artrite, l'assenza di impatti violenti e la fluidità delle articolazioni permettono di ritrovare mobilità, sfiammando i tessuti in modo naturale. C'è un'evidenza empirica che ormai toglie la disciplina dal regno delle credenze un po' New Age per inserirla a pieno titolo in quello medico. Ad esempio, all'ospedale Jiang Jinjin nel Fujian, monitorando pazienti praticanti, i ricercatori hanno registrato un calo oggettivo e stabile dei livelli di colesterolo. Incredibile! E non è l'unico studio. No, infatti, all'Università di Educazione Fisica di Jinan, un gruppo di studenti è stato sottoposto a un addestramento nello stile Yang, durato 2 anni. Al termine, i test clinici non mostravano solo muscoli più elastici, mostravano un cuore e polmoni capaci di lavorare con un'efficienza metabolica nettamente superiore, adattandosi a uno sforzo continuo ma a bassa intensità. Ma sai, la parte più sorprendente tra tutti questi documenti non riguarda i muscoli e tendini, riguarda il cervello. Ah, la parte neurologica è forse la più affascinante. I neuroscienziati hanno collegato degli elettroencefalogrammi a persone anziane durante la pratica e hanno scoperto che, una volta superati i 30 minuti di sessione ininterrotta, il cervello inizia a produrre un aumento significativo di onde alfa. Le onde alfa, per intenderci, sono quelle frequenze elettriche associate agli stati di rilassamento vigile, alla creatività e a una calma profonda ma molto attenta. Proprio quelle. E a lungo termine questa pratica induce una vera e propria sincronizzazione, un bilanciamento reale tra l'attività del lobo frontale sinistro e quello destro del cervello. Sai, il meccanismo alla base di questi cambiamenti neurologici risiede in quella che spesso viene etichettata come meditazione in movimento. Spiegati meglio. Quando chi pratica si muove così lentamente, l'attenzione richiesta per coordinare tutta l'apertura delle anche, il radicamento dei piedi, l'estensione delle dita e il respiro diaframmatico è talmente alta che satura la capacità cognitiva. Cioè, il cervello è troppo occupato per pensare ad altro. Esattamente. Il cervello è talmente impegnato a orchestrare questa complessità biomeccanica al millimetro che non ha più spazio né energia per elaborare pensieri ansiogeni. Il circuito della ruminazione mentale, quello che ci tiene svegli la notte a pensare alle scadenze o alle bollette, viene fisicamente disattivato. Chi l'avrebbe mai detto? Noi pensiamo sempre al riposo come un'attività passiva, no? Crollare sul divano, spegnere la mente guardando uno schermo. E invece è l'esatto opposto. La scienza ci sta dimostrando che il rilassamento attivo, in cui il corpo si muove, ma la mente è agganciata saldamente al momento presente, è infinitamente più rigenerante del semplice riposo fisico.
E questo spiega le applicazioni terapeutiche in campo neurologico che menzionano le fonti. I protocolli per le patologie gravi? Sì, la disciplina viene integrata nei protocolli di supporto per pazienti affetti da patologie neurodegenerative tremende come il morbo di Parkinson, l'Alzheimer, la sclerosi multipla e disturbi complessi come la fibromialgia. Ripristina letteralmente le connessioni tra l'intenzione e il nervo motorio. Ed è accessibile a tutti. È questa la bellezza intrinseca. Non richiede l'acquisto di macchinari all'avanguardia o abbonamenti a cliniche esclusive. Servono un prato, abiti comodi e il proprio corpo. Qualcuno in un articolo ha definito brillantemente questo risveglio sensoriale come una vera e propria primavera del Qi. Bellissimo. E devo dire che l'uso del termine primavera è concettualmente perfetto. L'energia vitale, il Qi, che esce dal letargo e ricomincia a scorrere, parallelamente al risveglio del mondo naturale. Ed è per questo, tra l'altro, che l'equinozio di primavera è stato scelto come fulcro temporale per la celebrazione mondiale. Un evento che tra 2 giorni, ripetiamolo, il 21 marzo 2026, trasformerà molti spazi urbani. E non parliamo solo della Cina. L'UISP, l'Unione Italiana Sport per Tutti, ha organizzato una rete di eventi gratuiti e aperti al pubblico su tutto il nostro territorio nazionale. Una grande iniziativa. Gli appassionati, o anche solo chi vuole provare a sfuggire alla frenesia per un'ora, si ritroveranno tra gli alberi del Parco delle Cascine a Firenze. A Roma l'epicentro sarà Piazza Testaccio, con un evento che ha persino ottenuto il patrocinio dell'Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese. Insomma, a ribadire la serietà istituzionale di queste iniziative. È un invito collettivo a scendere in strada per riconnettere il proprio ritmo interno a quello della natura circostante. Questo solleva una questione importante, però. Ovvero? L'adozione globale, questo grande entusiasmo, l'inserimento in contesti clinici e sportivi occidentali, tutto questo comporta un prezzo invisibile. È un problema sollevato dai documenti da esperti e studiosi come Yang Haiqing e Han Shenhang, che pongono un grosso punto interrogativo sulla trasmissione culturale. Ah, stai parlando del nodo della traduzione. Precisamente, perché non è solo un banale problema di trovare il termine giusto sul dizionario. Yang Haiqing e Han Shenhong avvertono che cercare di incasellare concetti filosofici nati millenni fa in una specifica cosmologia asiatica, forzandoli all'interno delle lingue occidentali, rischia di banalizzarli fatalmente. Cioè, semplificarli troppo. Esatto. Tradurre il Tai Chi Chuan solo in termini di ginnastica, stretching o meditazione è riduttivo. Han Shanghong sottolinea che non basta il bilinguismo. Occorre una profonda alfabetizzazione culturale per non smarrire l'essenza intrinseca, quel substrato invisibile che anima l'arte. Il rischio reale è di esportare solo l'involucro fisico e scartare il nucleo profondo. Che è un'osservazione che punge, se ci pensi bene, e lascia chi ascolta con un interrogativo scomodo ma molto affascinante. Cioè, nel tentativo di occidentalizzare antiche pratiche per estrarne benefici immediati per la salute, non stiamo forse appiattendo una complessità culturale immensa, limitati dalle gabbie dei nostri stessi vocabolari? È una domanda su cui riflettere a fondo. Decisamente. Per chi desidera esplorare questa perdita di significato e capire cosa c'è davvero dietro i termini che abbiamo usato oggi, vale sicuramente la pena cercare i testi originali e approfondire i saggi degli autori citati nei documenti di partenza. È l'unico modo per non fermarsi alla superficie. Nel frattempo, siamo sicuri che la prossima volta che lo sguardo cadrà su un parco cittadino nella foschia mattutina e si incrocerà quel gruppo di persone che si muovono al rallentatore, cambierà completamente la percezione. Non si vedrà più un gruppo che fa ginnastica per ingannare il tempo. Sotto l'apparenza della calma sarà visibile il serpente che neutralizza l'attacco del rapace, l'energia esplosiva trattenuta come una molla d'acciaio e la meccanica perfetta e incessante dell'universo che in silenzio continua a girare. Alla prossima esplorazione!